Allora, dobbiamo tristemente prendere atto che sul fronte dell'attuazione concreta del bilinguismo perfetto scontiamo un forte ritardo storico che fa colpevolmente il gioco di chi vuol far retrocedere, limitare e possibilmente eliminare i diritti e le nostre rivendicazioni culturali, politiche, sociali ed economiche. Il Parlamento sardo oggi, ricusando l'ignobile sentenza della Cassazione, deve impegnarsi finalmente a sostenere le ragioni della mozione, ribadendo il bilinguismo perfetto e sottolineando l'importanza della sua attuazione in tutti gli uffici pubblici, nelle scuole di ogni ordine e grado e promuovendo all'interno della comunicazione mediatica l'uso della nostra lingua in ogni sua variante. Non possiamo più permettere che la nostra lingua ci venga tagliata. Tagliare la lingua significa annientare la nostra identità. Sono i processi coloniali che hanno sempre applicato dappertutto e noi dobbiamo assolutamente interrompere questi processi di dipendenza. Quindi chiediamo facciamo tutto il possibile perché il popolo sardo recuperi la sua cultura all'interno delle istituzioni scolastiche, l'insegnamento della storia, perché quando si cancella la storia e la cultura di un popolo significa impoverirlo, renderlo più fragile per poi meglio aggredirlo. Il taglio della lingua fa parte proprio di questo processo. Grazie.